Sindaco, il Natale a Siculiana, tante manifestazioni, sulla scia di quelle estive si ripercorrono le atmosfere medievali qui a Siculiana. Quale sarà il programma che state organizzando e che oggi presentate? È un cartellone ricco di eventi, un cartellone che si rivolge a tutte le età. Intanto noi abbiamo voluto impegnarci per questo Natale perché dopo 2 anni di pandemia era necessario ed è giusto che i bambini soprattutto riconquistino il diritto al Natale, pertanto per loro ci saranno tantissime novità, tantissime sorprese e soprattutto dal 16 al 22 c'è la casa di Babbo Natale. Oltre a questo naturalmente un'attenzione abbiamo avuto per le persone che vivono in situazioni di fragilità sociale, anche per loro ci sono diverse attività e anche per gli anziani. Detto questo, c'è tutto il percorso che noi abbiamo costruito attorno a quello che è ormai un progetto sia storico che turistico che si basa sulla città degli sposi e quindi sul matrimonio di Costanza, Chiaramonte, Brancaleone e Doria. Il 27 e il 28 dicembre, il 3 e il 4 gennaio, 4 appuntamenti, 4 serate straordinarie dove sarà possibile vivere nel nostro borgo un Natale medievale. Ci sarà un percorso ricco di artisti di strada, il gruppo del Taratatà, delle danzatrici, insomma veramente un percorso molto variegato. Oltre a questo naturalmente sarà un momento di grande importanza per i nostri sapori e quindi anche ricco di degustazioni lungo tutto il percorso. Quindi poi ci saranno altre attività, la Torre Roggio con incontri con alcuni autori e quindi attività musicali, insomma per tutte le età. Questo l'abbiamo voluto fare perché ci dobbiamo regalare un momento di serenità in una situazione difficile e pertanto noi abbiamo deciso anche di iniziare proprio il 16 di dicembre alle ore 16 insieme alle istituzioni tutte, la scuola e i cittadini con l'albero della pace. Sarà un momento in cui sarà importante per riflettere su quello che sta avvenendo in Ucraina e non solo, e per ricordare quante persone in questo momento vivono in una situazione di difficoltà e che non potranno vivere sicuramente un Natale di serenità. Un pensiero per loro e apriremo le manifestazioni in questo modo. Un evento sicuramente importante che è di grande attrattiva, quello che state organizzando a Siculiana a Natale e non solo. Sì, nell'ambito delle varie manifestazioni saranno inseriti pure i mercatini di Natale con le casette che vengono montate in Piazza Umberto. Questa inaugurazione avverrà il 16 di dicembre e si darà spazio un po' a tanti espositori. Avremo dai libri, la casetta dedicata ai libri, quindi uno spazio per la cultura, e poi ci saranno gli spazi dedicati alla golosità, dal torrone ai formaggi, a quant'altro, e poi anche prodotti che vengono portati da ragazze e signore di Siculiana che si dedicano a questo, dalle borse alla bigiotteria, alla ceramica, per dare diciamo anche un impulso a quelle che sono le attività artigianali. Ecco, un momento di divertimento, di svago, ma anche di riflessione sul messaggio sociale della festa. Sì, da sempre la comunità ecclesiale insieme con l'amministrazione collabora, e anche per queste iniziative natalizie c'è grande collaborazione. Noi come ogni anno ci sarà la visita ai presepi nei quartieri dopo la novena di Natale, nei giorni che vanno dal 16 fino al 24 di dicembre, e poi ci saranno varie iniziative di solidarietà, di svago anche con i bambini, di visita alle famiglie più bisognose, diciamo, e la visita dei ragazzi agli ammalati e agli anziani. Tutto questo sempre in collaborazione con l'amministrazione per cercare di dare a tutti quanti un momento di gioia, di solidarietà, di pace, perché siamo tutti una comunità e quindi dobbiamo insieme gioire per questo Natale.